La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. Beniamino Anselmi non è più il quarto presidente di Veneto Banca del dopo Consoli. 4 in poco più di un anno. Tanti gli avvicendamenti per una poltrona che evidentemente scotta ancora. Da una parte la questione rimborsi ad azionisti e correntisti, dall'altra un'inevitabile fusione. In mezzo la ristrutturazione non più rinviabile di una banca forse troppo cresciuta su se stessa, anziché cercare alleanze in altri mercati. Ora è il momento del Fondo Atlante che detta tempi e metodi senza ostacoli per un'unica banca veneta, anche se di Veneto avrà solo debitori. Ecco perché la fusione con la Vicentina è costata il posto ad Anselmi, presidente che avrebbe voluto cercare di arginare l'inevitabile valanga che si sta abbattendo su piccoli e grandi marchi del fatto a Treviso. Stiamo attenti perché ci sono aziende che hanno i doppi affidamenti e che con la fusione ce ne sarà uno solo, ma non sarà uno più uno, sarà uno e probabilmente molto più ridotto, perché se la banca ha poco patrimonio, poco può dare deve dare in proporzione al patrimonio il finanziamento all'impresa. Ora si attende quella che per tutti è l'era di Gianni Mion, per alcuni emanazione della famiglia Benetton. Attuale presidente della Vicentina, sicuramente guiderà una fusione per molti da lacrime e sangue, come l'hanno già definita i sindacati dopo la prospettiva di oltre 3.500 esuberi nelle due banche. Per questa è già stata fissata una manifestazione per il 16, quando Veneto Banca deciderà per l'azione di responsabilità verso le passate dirigenze, ma anche per un matrimonio forse tra malati. Una posizione per una volta condivisa anche dal mondo delle imprese, che lancia un appello all'attuale padrone della Vicentina di Veneto Banca. Essendo il Fondo Atlante a gestire tutte e due le situazioni, veda di trovare dei partner diversi per le due realtà. Perché così riusciamo a salvare quella banca che probabilmente ha più possibilità di aiutare le nostre imprese e dall'altra parte non avremo queste sovrapposizioni di sportelli che devono essere chiusi e che devono mandare a casa il personale, perché qui si tratta anche di mandare a casa parecchi padri di famiglia. Perciò una fusione tra due debolezze certamente non fa una grande banca.